Il sociologo e saggista siciliano Francesco Pira, professore associato di sociologia dei processi culturali all'Università di Messina, sarà a Pesaro nel weekend per partecipare alla cerimonia di consegna dei riconoscimenti nella qualità di giurato del Premio Internazionale Apoxmeno 2022. L'evento ha preso il via nella città delle Marche il 9 settembre e si concluderà domenica 18. Il professore Francesco Pira afferma come un'esperienza unica, sono orgoglioso dei riconoscimenti ai miei corregionali. Ribadisco che essere giurato del premio internazionale Apoxiomeno, che in questi giorni si sta svolgendo a Pesaro e che si concluderà domenica prossima, è sicuramente un'emozione grande perché stare insieme a grandi del cinema internazionale, far parte di una giuria così prestigiosa è sicuramente sempre un'emozione, ma l'emozione diventa ancora più grande nel momento in cui a Pesaro saranno premiati due siciliani, due agrigentini, l'autore dei fortunati romanzi legati alla serie televisiva Macari, appunto Gaetano Savatteri, racalmutese d'origine ma volto noto della TV come giornalista Mediaset, ma che negli ultimi anni si è affermato come scrittore con questi romanzi pubblicati da Sellerio che hanno avuto una grossissima fortuna, e la serie televisiva ha avuto un grandissimo impatto. L'altro premiato è un altro agrigentino davvero eccellente, che è l'attore e regista Gaetano Aronica, che ha interpretato il ruolo del giudice Borsellino. Il premio Apoxiomeno, di cui è presidente il colonnello Orazio Anania, che ringrazio per avermi voluto in giuria, è un premio che viene assegnato a personaggi dello sport, dello spettacolo, della cultura italiana ed internazionale, che con la loro attività lavorativa e professionale raccontano il lavoro del tutore dell'ordine, e quindi dopo aver ricevuto lo scorso anno il premio per il sociale, essere quest'anno coinvolto come giurato è davvero per me una esperienza straordinaria. Un grande augurio quindi a Gaetano Savatteri e a Gaetano Aronica e a tutti coloro che rappresentano la Sicilia nel mondo. Penso anche al ricordo che è stato celebrato al premio Apoxiomeno del grande attore di origine messinese Adolfo Celi.